Veneto Banca è una popolare antica, nasce nel 1877 ed è profondamente radicata nel territorio. I nostri prodotti e anche i nostri servizi sono il frutto del dialogo, ma soprattutto della conoscenza che abbiamo della nostra clientela. Per un'azienda la differenza la fanno i servizi ed i prodotti che offre al mercato di riferimento. Questo vale anche per Veneto Banca, che con accurata flessibilità propone ai propri clienti dei prodotti assicurativi che hanno come missione quella di generare e tutelare i risparmi delle famiglie. Si chiamano tra gli altri Young, Vantaggio Previdenza e Vantaggio Investimenti Platinum. Young nasce per garantire il futuro dei propri figli attraverso un capitale creato con l'accantonamento periodico di piccole somme. Il soggetto, contraente assicurato, potrà essere il genitore o il nonno, ma il beneficiario finale sarà sempre il figlio, il quale potrà scegliere fra il capitale in un'unica soluzione oppure richiedere una borsa di studio liquidata attraverso 5 assegni annui rivalutabili. Young inoltre, nel caso di disoccupazione del contraente, concede l'esonero dal pagamento dei premi per un'annualità. Vantaggio Previdenza è invece una rendita privata, indispensabile per vivere sereni e mantenere il proprio tenore di vita anche al termine dell'attività lavorativa. Con Vantaggio Previdenza puoi accantonare ogni anno i tuoi risparmi, secondo un piano di investimento adeguato alle tue esigenze e al tuo reddito. Il vantaggio è quello di poter definire con largo anticipo l'ammontare minimo della rendita. Per chi ama le polizze sicure e innovative, ecco Vantaggio Investimento Platinum, in grado di garantire la crescita costante del capitale investito, senza rischi di perdite finanziarie. È un prodotto flessibile che ti consente di decidere liberamente la durata del tuo investimento, beneficiando delle garanzie esclusive dei prodotti assicurativi. Con Vantaggio Platinum si può gestire in libertà il risparmio, con comodi versamenti sospendibili in ogni momento e allo stesso tempo si può investire i risparmi in sicurezza, proteggendoli dalle oscillazioni dei mercati finanziari. La forza di Veneto Banca è il suo sguardo rivolto sempre al territorio per riuscire ad interpretare le esigenze dei propri clienti offrendo loro una risposta su misura. Proponiamo soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia e delle piccole e medie imprese in particolare. Il successo nostro di oggi si basa su questo lavoro e dura ormai da più di 100 anni. 5 anni di borse di studio, vicepresidente, che vedono i ragazzi impegnarsi fuori dall'attività scolastica, quindi li abbiamo visti lavorare sotto il solleone in pieno agosto. Sì, sono stati bravissimi anche perché hanno prodotto poi degli studi sul vino, sulle fitopatologie che sono molto importanti anche per rendere competitive i nostri tecnici e le nostre aziende. Noi ci presentiamo a livello mondiale in maniera molto forte. Oggi con l'OCM Vino ci sono 70 milioni di euro tra pubblico e privato a disposizione per i paesi terzi nella promozione dei vini con una certa legame col territorio, quindi penso al Prosecco, penso al Raboso, l'Amarone e quant'altro. E poi c'è in questi mesi il piano di sviluppo rurale, che è il piano che interviene con i contributi della Regione per finanziare le imprese che fanno investimenti e altre forme di intervento, e su questo ci sono 161 milioni di euro. Qua oggi abbiamo visto dei ragazzi molto bravi, molto impegnati, una scuola, il Cerletti, che ormai sta diventando leader a livello mondiale per quanto riguarda lo studio della viticoltura. Pensiamo di avere un futuro importante e penso che anche i posti di lavoro, l'occupazione sarà soddisfatta di avere dei giovani che hanno tutte le capacità per rendere competitivo il sistema. Ricordiamo che queste borse di studio nascono da un ente, un consorzio che così all'apparenza poco ha a che fare, si pensa, perché si tratta del consorzio di difesa delle attività agricole, si pensa alla difesa, in che senso? Invece qui decidono di fare anche formazione oltre alla normale attività d'ufficio, chiamiamola così. Questo significa che c'è una
correlazione importante tra tutti gli enti che sotto la viticoltura lavorano, non solamente la parte della formazione, l'istruzione, ma anche i consorzi di difesa, la Regione Veneto Agricoltura con la sua ente strumentale legato alla ricerca, all'università, quindi stiamo facendo quello che si è sempre detto ma pochissimo si è fatto, squadra, sinergia, e crediamo di avere tutte le carte in regola per presentarci nel mercato mondiale, europeo e anche nazionale con i migliori soggetti che possiamo mettere a disposizione. Grazie Vicepresidente, lunga vita quindi a questa capacità di fare rete, alla formazione on the road. Adesso ci vediamo insieme, un po' di pubblicità e poi si aprirà la seconda parte di Cronache Trevigiane, dove ci trasferiremo invece in Sudtirolo per un'iniziativa interessante che coinvolge in questo caso la ristorazione. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Radicchio sulla neve, una kermesse gastronomica importantissima che riscuote un grande successo